Tranquillo, questo è un borgo tranquillo. sereno, tranquillo, non fa solo Grandi grandi lavoratori. lavoratori che vengono dalla zona di Benevento, ma grandi lavoratori. E queste due persone Allora, non l'aveva mai conosciuto? no, non l'ho avuto perché questa è una zona nuova dove molta gente è arrivata da poco. Io sono arrivato più da poco che loro e quindi ancora non ho avuto l'occasione. Alcune famiglie le conosco perché i bambini frequentano Certo. e quindi tramite i bambini conosco bene alcune famiglie, altre ancora non ho avuto. Questi ultimi mesi non l'ha mai visti in parrocchia? No, non è che non l'ho mai visti, sono nuovi per me, Sì, capito? sì. Quindi può darsi pure che frequenta, molta di questa gente frequenta San Francesco, frequenta Santa Maria Assunta, hanno bei rapporti con i sacerdoti che stanno al centro di Cisterna, capito? E quindi non so quale sia stato il loro rapporto con altri sacerdoti. Adesso è venuto, perché oggi è la giornata della misericordia, e oggi vi vuole benedire lo santo. No, io vado sempre quando c'è da benedire, non perché è la giornata della misericordia, ho ricordato io a voi che è la giornata della misericordia e vi ho detto che abbiamo pregato anche per colui che ha fatto questo gesto, perché il Signore lo perdoni e lo aiuti, lo converta. Non dimentichiamo che qui vicino, a qualche chilometro di distanza, c'è stato il famoso fatto di Santa Maria Goretti, la quale ha pregato per il suo uccisero, l'era convertito e adesso sarà in paradiso con lei. Queste cose ti fanno pensare, ti danno dolore, però non stiamo solo a contemplare, dobbiamo anche fare qualcosa di positivo, pregando il Signore per loro, capito? Questo abbiamo un'arma in mano che tante volte pochi di noi pensano subito di usarla, quella di pregare per il perdono.